Buongiorno a tutti quanti dal vostro chef Tony Sardeon. Ricordate che mi sono lo chef che ha acciappato 4 stelle dalla guida del cuoco veneto Micheli. Vi propongo oggi una serie di ricette e ricette nostrane, nel senso no strane, ma nostrane, meno altri, e vi raccomando di iscrivervi al canale YouTube Vinicio Corrent e di mettere un bel like oppure un pollice su. L'importante è che sia il pollice, che non sia altre dita, altrimenti che sia altri significati. Allora mi direi che possiamo passare alla prima ricetta, che se la ricetta, essendo prima, di un primo. E quindi cominciando dalle origini vi propongo proprio un brodo primordiale. A questo proposito però mi è venuto un dubbio, perché nella ricetta del brodo primordiale, che vuol o no le ossa del dinosauro? È meglio che io domando a Maria, che sa sempre tutto. Aspetta, ecco. A Maria, se devo ascoltare musica, è meglio che la richiamo dopo, casomai. Vabbè, allora, veniamo alla preparazione di questo piatto che si chiama zuppa covada, che in Veneto sarebbe la sopa coada. È un piatto antichissimo ed essendo un brodo viene cucinato per dei giorni, per dei mesi, ecco, per questo è nato anche il termine, il detto allungare il brodo. Ecco. Accanto a questo brodo che poi dopo la carne di un piccione, anzi sarebbe meglio per la verità 2 piccioni, e per avere 2 piccioni che vuole una fava, anzi forse sarebbe meglio una fionda o una fava. Aspetta che io domando ancora alla Maria, vediamo cosa che mi dice la Maria. A Maria se ancora devo cucinare, per la verità se devo infornare. Vabbè, torniamo a questa nostra ricetta. Allora voi ti mescolate, e non stanche mai di mescolare questo brodo. Alla fine versate tutto insieme. Vi consiglio di farglielo assaggiare al gatto e se no che sia il gatto buttate tutto quanto le sue scoasse e andate in pizzeria. Questo è il mio consiglio. Adesso mi dia, facciamo partire il ritornello che è solito mio. Ecco, maestro, vai. Io viso sempre a tutti i fioi, non sei mai far de manco de magnar. Pasta e fusioni.